Eccoci insieme, ben ritrovati cari telespettatori. Parliamo di anziani nel territorio, quindi lente di ingrandimento puntata sul territorio provinciale di Verona, e lo facciamo come sempre con l'FNP CISL, questa volta territoriale veronese. È stata commissionata proprio dall'FNP di Verona una ricerca molto significativa, importante e anche impattante per i risultati che ne sono emersi, per capire qual è lo stato di salute, tra virgolette, o non salute, della popolazione anziana, dei pensionati nell'area del Veronese. È un territorio veramente completo, vasto, contrariamente a quanti possono anche immaginare, perché comprende tutto, manca solo il mare, però c'è il lago che sopperisce. Ci sono zone molto belle, residenziali, ricche, urbanizzate, c'è il territorio di Verona, e ci sono aree invece che sono un po' più in difficoltà, più depresse, industrializzate, agricole, e poi ci sono le aree montane. Insomma, in questo svariato panorama, come vivono gli anziani, che aspettative hanno, che bisogni hanno di servizi, e quindi nell'interagire del sindacato territoriale con le istituzioni locali, di che cosa c'è bisogno e cosa si riesce o no ad ottenere. Insomma, tante le domande. Per rispondere a queste vi presento i nostri interlocutori. Allora, Viviana Fraccaroli, segretaria generale FNP di Verona, ben arrivata qui con noi, CISL, che è la segretaria territoriale, supportata dal dottor Francesco Peron, ricercatore sociale. Grazie di essere qui con noi, dottore. E in realtà ci sarebbe anche il suo collega, che spiritualmente è presente con noi, che è il dottor Stefano dal PRA Caputo, che lo ha coadiuvato in questa ricerca. Allora, segretaria, giusto per spiegare ai nostri telespettatori, ho fatto una piccola premessa. Puntiamo l'accento quindi su che cosa? Sì, abbiamo voluto fortemente questa ricerca per capire come è composta la popolazione residente in Verona e provincia, che è una provincia, come diceva lei, molto vasta, che va dalle montagne fino alla bassa, dopo Legnago, fino ai confini con Mantova. E naturalmente la tipologia delle persone è molto diversa. Per esempio, a parte l'indice di vecchiaia generale che si aggira sul 26-27% di over 65, nelle zone montane troviamo persone molto più anziane, con minore densità di popolazione, però ben supportato da una rete di introiti turistici, e quindi la vita, anche se sono anziani, scorrono bene perché i servizi ci sono, il territorio rende. Mentre nella bassa, da Legnago fino ai confini con Mantova, i servizi sono molto scarsi, a partire anche dalla semplice panetteria, dall'ufficio postale, per non parlare dei servizi alla persona. Se una persona proprio ai confini con Mantova si ammala e ha bisogno subito di un'emergenza, fa prima andare al pronto soccorso di Mantova che non quello di Verona. Infatti è vero. Quindi viene calcolato sui 50 minuti dal momento in cui esce l'ambulanza e raggiunge la persona. Quindi è un Perché in realtà il presidio ospedaliero di competenza, quello in provincia, sarebbe Legnago. Sarebbe Legnago, che è bello distante. Sì, è bello distante. Quindi, oltre a svantaggio di essere vecchi, di essere un po' abbandonati, anche perché il reddito in quelle zone non è molto alto. Un reddito agricolo anche in parte. Sì, no? E non conviene quindi instaurare e mettere a terra dei servizi per persone che dopo non se lo possono permettere. Questo è veramente un'ingiustizia, perché quando si è anziani sia nell'Alto Lago che nelle basse veronesi. Che poi gli anziani sono gli ultimi a lasciare i territori, ma adesso ce lo spiegherà anche il dottore nella sua ricerca, e i primi sono i giovani, che vanno in zone più vitali, più ricche, più fornite di servizi, proprio perché hanno esigenze precise. In realtà gli anziani restano lì e anche da soli. Sì. Allora, iniziamo un po' nello specifico, e dopo a quello che lei ci racconterà la segretaria entra politicamente a commentare i dati che sono emersi. Innanzitutto, voi avete fatto una comparazione degli anziani a Verona dal 1983 al 2023. Sì. Quindi abbiamo anche una bella slide, così capiamo che cosa è successo. Sì, assolutamente. Ci dica. Sì, esatto, questa ricerca ha due caratteristiche. Sicuramente quella territoriale, diceva bene prima la segretaria. Un conto è dare un numero, un indice
indice a livello provinciale, un conto è poi a guardarla nel momento in cui si scompone nella sua moltitudine di comuni che hanno caratteristiche molto diverse, e adesso lo vedremo. Dall'altra parte abbiamo cercato anche di fare dei confronti temporali il più lunghi possibili. In questo caso è un confronto quarantennale, nel senso che il primo anno che avevamo a disposizione era il 1983 fino ai giorni nostri, il 2023 è l'ultimo dato disponibile. Una delle cose più interessanti è comunque la velocità, nel senso che possono sembrare tanti 40 anni, però stiamo parlando del cambiamento demografico di una popolazione residente. 40 anni, se noi guardiamo questo cambiamento, sono pochissimi. Nel 1983, lo vediamo nelle slide, gli over 65 erano il 13% della popolazione, solo 40 anni dopo erano diventati il 23%, cioè stiamo dicendo quasi poco più di una persona su 5 che ci stiamo avvicinando rapidamente a una persona su 4 che ha più di questa età. Quindi capite bene quanto è impattante e quanto è veloce il fenomeno di questo invecchiamento. In numeri, se nel 1983 in provincia di Verona c'erano 100.000 sostanzialmente residenti con più di 65 anni, nel 2023 erano 211.000, più che raddoppiato. Infatti vediamo la slide successiva che ci spiega bene come siamo passati a un 26,6% della popolazione. Passeremo a un 26%, perché l'altra caratteristica è quella che abbiamo cercato di fare delle previsioni per il futuro, e quello che abbiamo visto è come questo fenomeno di invecchiamento della popolazione è ancora in rapida crescita, tanto che da qui al 2031, ormai oggi siamo nel 2024, stiamo parlando di 7 anni, veramente domani, in provincia di Verona ci sarà più di un residente su 4 con più di 65 anni, ed è anche in questo che la ricerca voleva aiutare il sindacato, nel senso che cercare di capire come cambierà il territorio in futuro permette di fare programmazione oggi. Ecco segretaria, tra l'altro emerge anche sempre nell'ambito di questa ricerca che il comune di Verona è un comune dove bisogna avere anche soldi per poterci vivere, no? E quindi gioco forza il pensionato che non ha disponibilità se ne sta un po' fuori e non cerca di andare in centro perché gli affitti sono più cari, perché gli appartamenti, perché tutto è più caro. Sì, da notare che anche certi quartieri di Verona, tipo Avesa e Borgo Trento, che sono quelli più storici, hanno un indice di vecchiaia già adesso del 28%. Che bello, e quindi alto. Bisognoso di servizi. È vero che è un comune caro, però ci sono molti residenti, gente che è venuta lì per lavorare, si è comprata la casa e è rimasta lì, ma comunque ciò non toglie che adesso a una certa età abbiano bisogno di servizi. Difatti noi notiamo come in città ci siano abbastanza case di riposo, abbastanza strutture pronte ad accoglierle. Quello che manca invece sono nelle periferie o in certe periferie, quelle svantaggiate dove le persone sono poche e dove i soldi della pensione non bastano. A parte che adesso la retta media di una pensione in casa di riposo si aggira sui 20.000 euro, e le pensioni che abbiamo adesso dei nuovi pensionati over 65, solo alcuni toccano i 20.000 euro, gli altri sono tutti sotto. Quindi è anche veramente un impegno economico poter avere i servizi di cui abbiamo bisogno. Assolutamente sì, questo. Ecco, chiedo anche a lei, come nella ricerca, qui abbiamo un'altra foto, che ci mostra uno spaccato di cui parlava prima peraltro la segretaria, di come diminuisce la popolazione, aumentano gli anziani proprio nel territorio veronese. Eccolo qui, ce li illustri, dottore? Assolutamente, questa è stata sicuramente una slide, un calcolo che ha colpito molto anche noi e che ci mette bene anche in evidenza una correlazione tra i fenomeni, nel senso che noi vediamo nella prima cartina veronese, quella sulla sinistra, il peso percentuale delle persone over 65 anni sul totale dei residenti, quindi diciamo quanto quel territorio, quanto quel comune è anziano, tra virgolette. E vediamo bene questa situazione, cioè abbiamo questo lungo lago a nord e le aree invece più legate alla parte a sud della provincia, dove ci sono queste concentrazioni di persone over 65 anni più elevate rispetto alla media. Allo stesso modo, guardate, nella cartina invece a destra, quella sostanzialmente in blu, dove ci sono i comuni colorati in rosso, noi vediamo quei comuni che negli ultimi 30 anni, dal 1992 al 2022, hanno perso residenti. Vedete come c'è una forte correlazione tra
quei comuni che sono più anziani e quei comuni che stanno perdendo popolazione, perché come diceva lei all'inizio nella sua introduzione, molto spesso da questi territori i giovani cercano magari di andarsene, perché si perdono servizi, lo diceva bene la segretaria prima, si perdono opportunità lavorative e si cerca di scendere verso le aree centrali, quelle attorno al comune capoluogo solitamente, che sono poi quei comuni che offrono di più in termini di servizio, magari anche per i figli, per i bambini che le coppie giovani vorrebbero, certo. E contestualmente sono quei comuni, di nuovo l'avevate un po' accennato prima, sono proprio quei comuni che costano un po' meno rispetto al comune capoluogo, che tant'è abbiamo visto non sta crescendo, ma permettono di comunque usufruire di quei servizi, di quelle opportunità lavorative, ma contestualmente avere un costo della vita più basso. Infatti, segretaria, poi emerge la questione, fin tanto che sei in salute, tutto sommato, ti puoi spostare, puoi fare qualche cosa, quando non lo sei più, sei non autosufficiente e lì iniziano i problemi. Avete fatto far valutare anche questo aspetto? Sì, ed è venuto fuori uno spaccato che servirebbero. Allora, in questo momento ci sono 1700 domande per entrare in casa di riposo e non ci sono posti, però non è detto che tutte queste 1700 debbano entrare in casa di riposo, solo un terzo ne ha necessariamente bisogno. Gli altri potrebbero anche rimanere a casa se ci fosse un servizio domiciliare degno di questo nome, che copra veramente i bisogni delle persone. In primo luogo costerebbe molto meno mantenere l'anziano a casa, in secondo luogo si darebbe anche la soddisfazione di passare fin proprio quando non è necessario la vita presso la propria abitazione. Stiamo parlando di persone non autosufficienti. Esatto. Ricerca, voi avete fatto questa indagine, vediamo anche la slide. Assolutamente. Sì, siamo partiti dai dati nazionali e abbiamo cercato di applicare quelle percentuali di dati nazionali su quella che è la realtà veronese, appunto. E qui si vede bene un altro grande argomento di cui possiamo parlare, nel senso che ovviamente gli over 65 anni non sono un'unica macro categoria, anzi vediamo bene come nella fascia più giovane, tra 65 e 74 anni, in realtà le persone che potenzialmente potrebbero non essere autosufficienti in provincia di Verona sono circa 2500, ma se noi andiamo nella fascia over 75, in un gradino relativamente più ampio, otteniamo quasi 20.000 persone che tecnicamente potrebbero rientrare in una non autosufficienza importante e che quindi hanno bisogno poi di tutta una serie di servizi connessi di cui appunto il territorio deve in qualche modo rispondere. Il territorio non riesce a fornire, come lei diceva, no, segretaria? Sì. Questo è lo stato attuale, quindi c'è proprio una carenza di servizi. È insufficiente e soprattutto con questa rapida trasformazione bisognerebbe pensare di più, perché se da qua a 10 anni aumentiamo del 10%, di 10 punti l'indice di vecchiaia, bisogna pensare che la vita sì diventa più lunga, però in quale condizione? Dai 75 ai 80 anni in più quelle persone lì avrebbero bisogno di più assistenza e, ripeto, fare assistenza domiciliare, ma come si deve, non con un intervento di 20 minuti alla settimana, per esempio, potrebbero, no, adesso sono così purtroppo alcuni, potrebbero rimanere a casa propria con la soddisfazione di essere a casa ed essere curati e monitorati, perché noi abbiamo il servizio domiciliare che è composto come si chiama? Dal servizio dell'ULS, che quello eroga servizi sanitari, che è abbastanza completo. Poi abbiamo il servizio domiciliare vero e proprio, dove le persone hanno bisogno dell'assistenza per fare i famosi atti quotidiani della vita, come vestirsi, lavarsi, eccetera, che è garantito, dovrebbe essere garantito dal comune o dare in appalto a qualche cooperativa. Ma cosa succede? Che ogni comune eroga questo servizio domiciliare in base all'ISEE e non tutti i comuni hanno lo stesso indice. E quindi anche qua si apre. Da alcune parti viene fornito con una certa quota, da altri invece no, insomma. Sì, esatto, quindi anche lì bisognerebbe uniformare tutti quanti e soprattutto garantire alle persone che rimangono nel proprio domicilio le cure e l'assistenza necessaria, tipo i pasti, i bagni settimanali, cioè la cura veramente alla persona. Questo è fondamentale. Abbiamo la pubblicità, poi dopo la pubblicità riprendiamo il filo del discorso, perché parliamo dei posti letto nei centri servizi per anziani, ci sono anche qua dei numeri importanti, e la distribuzione territoriale. Pubblicità, restate con noi sempre sul canale 19, tra poco.